Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Dunque torniamo ad aprire la nostra pagina informativa del pomeriggio con l'edizione giorno. Siamo in attesa di collegarci con il nostro ospite. Oggi abbiamo con noi in live streaming Oldino Cernoia, che è il presidente della fondazione di Villa De Claricini in quel di Moimacco. Parleremo delle iniziative legate ai 700 anni dalla morte di Dante. Questione di qualche istante, tra poco apriremo con lui la linea, ma prima di parlare con il nostro ospite andiamo a vedere i numeri per quanto riguarda il Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Ci sono appena arrivati, su 2.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 319 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'11,32%. Sono inoltre 729 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi, pari al 13,17%. I decessi sono 19, mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono 58, negli altri reparti 457. I decessi complessivamente in Friuli Venezia Giulia ammontano a 2.929. I totalmente guariti sono 63.991, i clinicamente guariti 2.207, le persone in isolamento 11.522. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 81.164 persone, in questo gruppo fanno parte altre nel totale 929 da fuori regione. Restiamo in tema e ci spostiamo a Cividale del Friuli. Continua la campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le persone anziane. Proprio a Cividale è stata trovata la location per poter dare un ulteriore servizio alle persone over 80. Il servizio. Vicepresidente, oggi parte un modello da Cividale che andrà poi replicato. Qual è l'approccio che la Regione intende dare a questa fase di vaccinazione? L'utilizzo di tutti i vaccini che arrivano. Noi stiamo praticamente utilizzando tutti i Pfizer e i Moderna, che sono i vaccini che vengono utilizzati per le persone over 80 e sono quelle che verranno utilizzate una volta completata questa fase, perché la priorità definita dal piano nazionale per tutta la categoria della vulnerabilità, che è quella in questo momento in maggiore pressione e che non può essere vaccinata con AstraZeneca, che limita all'età ed esclude alcune patologie croniche.
quindi però insomma, i numeri sono importanti e noi abbiamo messo a punto questo modello e cerchiamo di capire oggi come sta funzionando. Mi pare che insomma, c'è un'organizzazione adeguata, come sempre l'azienda sanitaria si è occupata di questo, e poi naturalmente adesso dobbiamo completare gli altri aspetti che riguardano specializzandi, la medicina generale, tutte le forze che possono aggiungersi in modo di essere pronti nel momento in cui tutti contiamo di avere maggiori dosi disponibili. Restiamo in tema, ci spostiamo a Gorizia. Come sapete anche la Slovenia da oggi ha ripreso i controlli a tappeto per quanto riguarda le entrate nella ex Repubblica Jugoslava attraverso i cosiddetti passaggi internazionali, ma anche quelli di seconda categoria e agricoli che una volta insomma presenziavano il nostro territorio. Allora andiamo a sentire il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Il Friuli Venezia Giulia è arancione da oggi. Gorizia e il Disontino lo erano già da venerdì scorso, solo che il nostro problema a Gorizia, oltre che ovviamente il rispetto come in tutta la regione delle prescrizioni derivanti dal suo essere zona arancione, si complica, si acuisce per la presenza del confine, come se non fosse servita ciò che è accaduto nei mesi scorsi. Nuovamente è venuto meno quel dialogo tra Lubiana e Roma e all'improvviso con un atto ministeriale da oggi una disciplina, dal 15 marzo un'ulteriore disciplina, nuovamente i transfrontalieri per poter andare a lavorare al di qua o al di là del confine dovranno essere dotati dovranno essere stati prima tamponati, perciò dovranno avere un esito negativo di un accertamento del Covid-19. Questi sono tantissimi. Non ci si rende forse conto che sono tantissimi quelli che abitano in Slovenia e che vengono a lavorare a Gorizia o portano i loro figli a studiare a Gorizia, e viceversa tanti sono i goriziani che vanno a lavorare oltre il confine o si recano oltre il confine per accompagnare i propri figli. Già alcune settimane fa un genitore mi ha detto: sindaco, io e mia moglie lavoriamo, a causa dei turni portiamo 2 giorni io, 2 giorni lei, i 2 figli oltre il confine. Ebbene, i figli oltre i 13 anni devono essere anch'essi tamponati, i genitori devono essere tamponati, perciò al netto del disagio l'osservanza di questo obbligo comporta per quella famiglia, come per tante altre famiglie, una spesa al mese di circa 600 euro, e questo al netto, ripeto, del disagio. Avremo soltanto 2 valichi utilizzabili, uno di serie A, quello Vertoiba, tra virgolette di serie A, che perciò sarà H24, e un altro soltanto dal mattino alle 21, perciò alla sera sarà impossibile transitare de facto il confine. Io chiedo nuovamente che ci sia un maggior colloquio, una maggior intesa tra le capitali, in questo caso tra Roma e Lubiana e Trieste, per fare in modo in qualche modo di venire incontro agli ulteriori disagi che si creano a quella porzione di popolazione che abita il confine. Così ha parlato il sindaco di Gorizia. Io vedo già collegato con noi il nostro ospite, tra poco gli passeremo la linea. Prima però c'è ancora una notizia di cronaca, perché un uomo di 35 anni è deceduto questa mattina nella zona delle Valli del Natisone, originario di quell'area, mentre era appena uscito per portare il suo amico a 4 zampe a passeggio. Un malore fatale ed è morto praticamente sul colpo. Sono stati i familiari a dare l'allarme attraverso il numero d'emergenza 112, chiaramente non vedendolo di ritorno, ma dopo vari tentativi e una ricerca lungo il sentiero l'uomo è stato trovato riverso a terra, accudito dal suo amico a 4 zampe ma privo di vita. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale e i volontari della protezione civile. Una volta dato chiaramente il nulla osta, la salma è stata riaffidata ai familiari per poter celebrare la funzione religiosa. E allora vedo già collegato da Villa de Clarincini, quel di Moimacco, il nostro amico di Bottenico di Moimacco, il nostro amico Oldino Cernoia, presidente della fondazione, in attesa di sistemare il collegamento. Ci sono dei problemi, eccolo, lo vediamo adesso se torna a ripartire. Vediamo Oldino se abbiamo sistemato anche il collegamento audio-video. Buon pomeriggio innanzitutto.
Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Benvenuti nella Villa de Claricini, Dorpacher di Bottenico di Moimacco. Ci troviamo proprio nel giardino all'italiana, da dove oggi avremo questa intervista. Certo, possiamo fare, come si dice, una sorta di skyline, ma soprattutto i nostri amici che ci seguono hanno già avuto occasione anche di conoscere nei dettagli, grazie a un video che l'amico Oldino ci ha inviato, per far conoscere bene quella che è questa splendida dimora a cavallo, no? Tra la pianura e l'inizio delle colline del Friuli orientale, e da una parte, dall'altra c'è, ricordiamo, il discorso anche del collinare. Allora, Oldino, abbiamo detto lunedì ci sarà questa conferenza stampa che de facto e anche de jure darà il via all'iniziativa legata al ricordo dei 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri. Allora, ci vuoi un po' spiegare cosa state, diciamo così, mettendo in pentola per presentare poi il condimento giusto a tutti coloro che vorranno conoscere quelle che sono, no, le iniziative, in particolare chiaramente attraverso lo streaming, perché causa pandemia e Covid e DPCM, insomma, gioco forza si dovrà operare per un periodo attraverso il web. Sì. Noi faremo lunedì una conferenza stampa dove i telespettatori potranno assistere in una diretta Facebook che vi pregherei di diramare per così coinvolgere tutti i vostri telespettatori. Lunedì 15 marzo ci sarà questa conferenza stampa in diretta dalla Villa de Claricini. Perché il 15 marzo? Perché il 15 marzo del 1970 che era l'ultima discendente di questa nobile famiglia. Ecco, scusa Oldino, scusa, era andata via la linea proprio nel momento in cui stavi spiegando il perché il 15 marzo. Ecco, allora, il 15 marzo del 1971 viene costituita questa fondazione De Claricini Dorpacher, con decreto del Presidente della Repubblica, che all'epoca era Giuseppe Saragat. Questa fondazione è nata per volere della contessa Giuditta De Claricini, ultima discendente di questa nobile famiglia. Per nostra fortuna, diciamo così, siamo gli eredi di questo patrimonio culturale, storico, che la famiglia ci ha lasciato per volere proprio dell'ultima discendente, anche per onorare la memoria del padre e di tutta la famiglia. Quindi nasce una fondazione per scopi eminentemente culturali, e quello di creare un centro vero e proprio di divulgazione culturale di altri eventi culturali possibili. Accanto a questa bellissima villa che cerco di farvi vedere, no? Siamo come ho detto prima, nel giardino all'italiana, ci lascia un patrimonio che è costituito non soltanto da questo bene architettonico che è stato che è tutelato dalla sovrintendenza alle belle arti, e soprattutto anche il suo archivio, che è tutelato da un'altra sovrintendenza che si chiama Sovrintendenza Archivistica, la quale ha dichiarato questo archivio di interesse storico importante dal punto di vista. Certo. Agricola di 200 ettari, che è il vero motore economico di questa fondazione. Ecco, ricordiamo che la villa, purtroppo devo dire la verità, Oldino, ci sono dei problemi con il segnale video più che altro, ma d'altronde siamo nel 2021 e dobbiamo ancora arrivare, no, alla famosa autostrada del web, no? Ogni tanto il segnale sembrerà assurdo quello che diciamo, però ci sono certi momenti in cui magari ti sposti e non si vede più niente, no? Perché il segnale sparisce, no? Perché ci sono magari i nostri vicini di casa, cioè
la Slovenia, che stranamente riesce ad arrivare col suo segnale addirittura quasi fino a Udine. Ma al di là di questo, hai detto una cosa importante, no? Voi avete questo parallelismo, no? Come fondazione, perché da una parte curate gli aspetti culturali, sociali del territorio non solo circostante, e dall'altra parte fate conoscere anche attraverso la vostra vigna, attraverso l'uva, il dio Bacco, come direbbe qualcuno, quelle che sono le prelibatezze del territorio, perché le radici sono queste, no? Cultura si dice, senza le radici non si va da nessuna parte, non si può fare né cultura e né far assaggiare il territorio direttamente agli ospiti in arrivo e non. Ma certamente, perché oggi si parla di sistema integrato. La cultura non vive soltanto di studio di storia, ma vive anche della realtà quotidiana, cioè quella della produzione, di quello che l'uomo riesce a produrre e che mette a disposizione della sua utenza o del mondo in cui vive. Quindi diciamo che la famosa frase che dice di cultura non si vive, qui abbiamo proprio una dimostrazione che di cultura si può vivere, nel senso che l'abbinamento tra gli aspetti culturali, eminentemente culturali, e gli aspetti produttivi vanno di pari. E riescono ad andare, come detto, in parallelo. Ecco, l'importante è che non ti muovi tanto, perché sennò sparisce, come si dice, il segnale e ti perdiamo in questi casi. Si vede che ci sono delle zone dove c'è un filtraggio, qualcosa, il segnale magari audio-video del cellulare non perviene in maniera corretta. Senti Aldino, abbiamo detto insomma 700... Sì, no, ma dopo magari vedo se riesco intanto a recuperare anche il video che mi avevi inviato la scorsa volta, in qualche maniera, magari poi nel finale, per lanciarlo come presentazione anche della location, no? Per dare un ulteriore assaggio a coloro che comodamente seduti nel divano e non, attraverso i nuovi sistemi di comunicazione, possono ascoltare quello che Villa de Claricini insomma presenta per quanto riguarda, in occasione dei 700 anni di Dante, della morte di Dante Alighieri. Dicevamo, no? Lunedì c'è questa iniziativa, la prima tappa di un percorso che sarà, diciamo così, presentato nel corso del 2021. Chiaramente gioco forza, la maggior parte degli eventi dovranno essere presentati attraverso il web, perché abbiamo detto DPCM, ordinanze e via dicendo, pandemia in corso, non si potrà presenziare direttamente sul posto, ma in maniera indiretta. Certo, noi abbiamo previsto tutta una serie di eventi che sono eventi in presenza, ma anche eventi sul web, in streaming, soprattutto eventi streaming live, perché riteniamo che dobbiamo cercare di superare questo momento e comunque di fare partecipare una utenza molto vasta a quello che sono i programmi di 700 anni di Dante, per il quale noi abbiamo questo progettone che si svolgerà da marzo al mese di dicembre, nelle sedi della Villa de Claricini, ma anche a Cividale del Friuli, ma anche a Pordenone. Quindi abbiamo un accordo anche con Pordenone per esportare il nostro progetto proprio in quella località. Tanto è vero possiamo dire, possiamo dire una cosa importante, permettimi di sottolineare una cosa importante: fare squadra. Ti sei dimenticato quel piccolo passaggio, no? Nel senso che tu l'hai presentata bene, per amor di Dio, però proprio il concetto è di fare squadra, no? Perché hai parlato di Cividale, che a pochi passi da Villa de Claricini, ma soprattutto hai parlato di Pordenone, cioè esportare, importare e esportare la cultura, perché il Friuli Venezia Giulia, e in particolare il Friuli, è un'unica entità. Poi ci sono vari purtroppo campanili, ma se i campanili suonano giusto, ognuno batte l'ora e batte la campana dal verso giusto, i risultati si ottengono, no? Sì, devo dirvi anche una cosa:
che per me è importante, circa e locali. Ecco, adesso abbiamo il fermo immagine. Ecco, è meglio Dino che stai fermo dove eri prima, perché così non sparisce il segnale. Ma no, non mi sono mosso, non mi sono mosso. Si vede che c'è qualcosa, perché a un certo punto mi sei sparito, non ti ho visto più. Mi dispiace, ma non mi sono mosso. Sono fermo. No, giusto per avvisarti, se puoi ripetere l'ultimo passaggio. Ripeto, visto che facciamo una bella conversazione, vi ripeto che sono contento di potervi segnalare che ben 60 enti di livello nazionale e di livello regionale e di livello anche internazionale, per esempio la Dante Alighieri di Mosca, la Dante Alighieri di Salisburgo, Mi dispiace, Eccoci. vedo anch'io ogni tanto che l'immagine... Sì, perché io avendo l'auricolare capisco al volo quando non c'è più il segnale, no? Per questo. Ma sarà l'occasione per riparlarne allora. Certo, certo. Si vede che c'è qualche disturbo, ma ultimamente abbiamo problemi un po' tutti, anche con la... Sì, prego, vai pure. Quindi parlando di esportare le attività della nostra fondazione, quest'anno veramente nel 50° del suo anniversario possiamo dimostrare la valenza di un ente come questo che si propone sullo scenario nazionale e internazionale. Questo è molto importante per noi e ci dà, come dire, quello slancio di essere sempre protagonisti sulla scena culturale. E questa è la cosa importante, perché l'hai sottolineato anche tu prima, hai parlato insomma di tante iniziative legate in questo caso a Dante Alighieri, ma anche le associazioni, no? Quelle internazionali che partecipano alla vostra iniziativa. Voi un po' fate da trade union, no? In un certo senso. Ho presentato questo progetto che oggi non vi svelo nella sua pezza, ma poi è un progetto di grande profilo culturale che va da mostre a spettacoli, a convegni, a attività anche in lingua friulana e in lingua delle valli del Natisone. Quindi abbiamo, come dire, una serie di attività di tutto interesse che coinvolgono praticamente tutto il nostro Friuli. Io vi aspetto tutti nella conferenza stampa di lunedì 15 alle ore 12, semplicemente digitando sull'indirizzo che vi manderemo. Certo. Senti, non scappare un attimo, perché approfittiamo, così tu magari trovi un'altra posizione dove diciamo tenere il segnale. Abbiamo i 2 minuti del video proprio di presentazione di Villa De Claricini, e dopodiché io tornerei con te proprio per il rush finale, proprio questi 2 minuti di questa clip dove ci sei proprio tu che parli. Perfetto. Ecco, rimani lì con noi, rimani lì con noi. Certo, è il bello della diretta, no? Bisogna essere sempre pronti, avere un piano A, un piano B, un piano C in caso d'emergenza. Allora, vediamo se è pronta la clip. Rimani con noi, proprio 2 minuti di presentazione per i nostri amici che non conoscono, per quei pochi che non conoscono la villa e soprattutto le attività della fondazione. Villa De Claricini Dorpacher.
Una villa che oggi appartiene alla Fondazione De Claricini Dorpacher, nata 50 anni fa per volere della contessa Giuditta De Claricini. Questo era lo spot, il promozionale, no? Per presentare bene quello che è Villa De Claricini Dorpacher. Con noi come sempre in diretta Oldino Cernoia, che è il presidente della fondazione Villa De Claricini Dorpacher. Parliamo di una bella iniziativa legata al ricordo della dipartita 700 anni or sono del sommo poeta della lingua italiana in tutti gli effetti, per conoscere quello che viene svolto in questo periodo, perché lunedì inizieranno ufficialmente le celebrazioni con una conferenza stampa, come ha già spiegato per chi si fosse messo in ascolto audio video con noi il presidente. Abbiamo visto un po' in questi 2 minuti di clip quello che è la villa, e soprattutto anche per ammirare, no, dall'alto dove si trova a pochi passi da Cividale del Friuli, incastonata nel verde, nel respiro di quello che è la campagna friulana, proprio tra la campagna e la collina a pochi passi, quello che è l'inizio anche delle Prealpi Giulie. Torniamo allora con il presidente e torniamo a Bottenico di Moimarco. Grazie Omar. Siamo di nuovo in diretta dal giardino all'italiana della Villa De Claricini Dorpacher, un bellissimo esempio di struttura di Niccolò De Claricini, e che è stato anche oggetto di una pubblicazione che si chiama Il giardino segreto di Villa De Claricini Dorpacher. Siamo qui perché festeggiamo i nostri 50 anni con i 700 anni di Dante. Questo connubio Dante-Villa De Claricini esiste perché nel 1466 il conte Niccolò De Claricini editò la Commedia, cioè la Divina Commedia, che è l'unico manoscritto miniato che è stato editato in Friuli. Come spiegavo, gli altri sono altri codici importantissimi sia in Italia ma anche in Friuli, però sono tutti dovuti a un'acquisizione, certo, alle biblioteche del Friuli in questo caso. Però dunque avremo anche questa anteprima, insomma. Sì, un'anteprima, ci sarà una mostra, proprio ve lo posso anche dire, presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, dove collocheremo questa mostra sui codici danteschi. Quindi è un fatto un ulteriore, diciamo, passaggio, no? per dare ulteriore voglia anche al telespettatore e all'utente che attraverso il web chiaramente vorrà conoscere nel dettaglio un po' non solo quello che è la storia di Dante e della commedia, come giustamente hai sottolineato tu, ma conoscere ancora ulteriormente quelle che sono le iniziative collaterali collegate ai 700 anni dalla dipartita del sommo pontefice, certo, del sommo poeta, insomma. Vi ho già detto che ci saranno tutta una serie di eventi, ulteriori mostre, spettacoli musicali moderni e classici, ci saranno convegni, ci saranno letture dantesche, ci saranno una serie di eventi che per tutti i gusti, ecco, perché parlare, certo, di Dante vuol dire parlare anche della sua modernità, non è
parlare soltanto della Divina Commedia, che è l'origine di tutte queste nostre attenzioni. Quindi sarà un programma che... Tutto da vivere e gustare, come si dice in questi casi. Bene, Oldino, allora noi ci diamo appuntamento per lunedì, no? Così vedremo insomma diciamo così, il vernissage, no? Come si dice in gergo, soprattutto si alzerà il sipario su questa iniziativa, ricordiamo ancora lunedì alle 12 in live streaming attraverso il canale YouTube e non della Villa. Noi saremo presenti, vi daremo chiaramente spazio. Adesso vediamo se saremo presenti in loco o attraverso il web per dare un'ulteriore diciamo così sfornata, no? A quello che accade sul territorio. Chiaramente, come in friulitv.net, è nostro interesse partecipare, è nostro interesse darvi una mano per divulgare questa bella iniziativa e non legata al territorio, sì, legata ai 700 anni della morte di Dante Alighieri, legata anche ai 50 anni di fondazione della fondazione, ma legata a tutto quel particolare che si chiama Friuli e anche Venezia Giulia, perché di no? Aggiungiamo anche Friuli Venezia Giulia. Ecco, esatto, perché è un marchio di fabbrica. Io ringrazio Friuli TV, te in particolare Omar, per la vicinanza, ma ringrazio anche tutti i telespettatori che potranno venire qui da noi quando il Covid ce lo consente. Quando ci sarà l'opportunità di poter visitare anche dal vivo quelle che sono quello che è la cultura e la coltura, perché ricordiamo Villa dei Claricini Dorpacher dà la cultura e anche la coltura, ecco, una cosa molto importante. Si può sbagliare il vocabolo, ma il risultato è sempre quello. Sbaglio? Ho detto qualcosa di sbagliato? Grazie mille. Grazie. Grazie mille. E a ben risentirci e rivedervi soprattutto. Grazie Aldino, e buon pomeriggio, ritorniamo in studio, ti lasciamo tranquillamente ai tuoi impegni. Chiaramente, come avete visto, insomma, abbiamo cercato di presentarvi quelle che sono le iniziative. Il web ogni tanto fa qualche scherzo, il segnale va, viene, ma abbiamo comunque portato in porto quello che era il messaggio finale. Sono esattamente le 16:01 per chi ci sta guardando in diretta in questa giornata particolare di lunedì 8 marzo 2021, un saluto anche alle persone e agli amici che ci seguiranno attraverso la differita della trasmissione. Non resta che salutarvi, darvi appuntamento come sempre intorno alle 22:30, 23 per quanto riguarda Linea Notte con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.